un salute per la mie, dagli smons insin al mar, donde il mare il sang dei martars, sugli smons il loro altar, e la nestre ciarelenghe, va de smons fino al timar. Rome d'isla soliende, sul confinto d'este sclar, che tu crescis marilenghe, grande e forte se Dio uno, che tu slargis la tua tende sulla Ciarnie e sul Friul, che tu vadis marilenghe, serie e sclete, in tor, tu con quarte tut che spopul, salto onest lavorador. Sì, un popolo, perché i friulani sono un vero popolo, con la loro lingua, con le loro tradizioni e con la loro storia. Come e quando ha avuto origine questo popolo? Come un fiume nasce da una sorgente e via via raccoglie acqua anche da altre parti fino a raggiungere maestà e dignità di fiume, così è stato anche per il popolo friulano. Si è formato un po' alla volta lungo i secoli. Possiamo dire che la sua sorgente sono stati i Celti, che dalla Francia sono calati nel 400 a.C. in Italia e si sono in parte insediati nella pianura friulana tra il fiume Livenza e l'Isonzo. Questo è il nucleo più antico. Poi sono venuti i Romani, poi ci sono passati i barbari di ogni nome, tra cui i Longobardi e i Goti, e tutti hanno lasciato un segno nelle tradizioni e nelle parole del popolo friulano. Come curiosità, presentiamo ora alcune parole friulane che ci sono state lasciate da questi vari popoli. Dai primitivi Celti viene la parola greche, mangiatoie. Dai Goti viene la parola raspare, grattare. Dai Longobardi la parola braide. Dai Franchi la parola sedon, cucchiaio. Dai Tedeschi la parola nuora. Senza dimenticare poi che la maggior parte delle parole della lingua friulana derivano direttamente dal latino. Dunque si potrebbe concludere che i friulani sono un misto di tutti questi popoli, che ne fusi in uno la storia che hanno affrontato e vissuto insieme per secoli. Ed è soprattutto la storia del patriarcato di Aquileia, 1077-1445, che ha formato in loro la coscienza di essere un vero ed unico popolo. Poi, qui da noi, la storia continua facendo un tutt'uno con la storia del casato dei conti Godroico, che saranno i signorotti locali dal 1466 al 1912. Passiamo ora a tempi più recenti. Desideriamo sapere che tipo di vita conducevano i nostri vecchi 50 o 80 anni fa e così potremo imparare qualcosa anche da loro. Abbiamo la fortuna di possedere delle foto d'epoca, che un fotoamatore di Sivigliano scattò allora e poi stampò in formato ridottissimo. Risalgono per lo più all'anno 1932. La gente traeva il proprio sostentamento principalmente dalla coltivazione dei campi, la fatica era tanta, mancando quasi del tutto i mezzi meccanici. Ad esempio, per un'aratura sufficientemente profonda si dovevano utilizzare varie paia di buoi, talvolta aiutati da una pariglia di cavalli da tiro. Il taglio dell'erba e del fieno richiedeva sempre tante braccia, parseà, slaggià, metincol, tiradonge, ciamà e disciamà. Spesso ci si fermava a pranzare seduti sull'erba del campo, all'ombra di qualche albero. Qualcuno era incaricato di portare, verso mezzogiorno, il pranzo ancora caldo, da casa, per tutti. La tortura dei vacchi da seta costituiva un'altra fonte di guadagno.
Si teneva nel mese di maggio, quando fervevano anche le attività nei campi. Era una fatica in più, ma veniva sopportata volentieri per il denaro che procurava in poco più di un mese, e di denaro se ne vedeva poco in giro. Nella foto si vedono delle persone che ripuliscono i bozzoli prima di consegnarli all'essiccatoio. Anche la fornace dava lavoro e permetteva così di tirare avanti ad un buon numero di famiglie. Era una fornace per mattoni. Fu costruita ai primi del 1900. Anche qui il lavoro era faticoso e le ore lavorative giornaliere non si contavano. L'argilla necessaria per i mattoni si ricavava dalla campagna circostante, ricca di argilla. Si notano ancora oggi gli aggollamenti del terreno dove furono effettuati gli scavi. Prima della costruzione della fornace, i mattoni venivano cotti con un procedimento complicato, a strati, sottoterra. I nostri paesi di Flambruzzo e Sivigliano sono solcati da numerosi corsi d'acqua. Il pesce abbondante non mancava mai sulla tavola dei più poveri. Ma tutto ciò non bastava, perché le bocche da sfamare erano sempre tante. Allora, unica valvola di sfogo rimaneva l'emigrazione. Ed era sempre un dramma, perché divideva le famiglie e traficava dal paese d'origine. Nella foto il monumento alla valigia, cioè all'emigrante. Questo monumento sorge a Parigi, nella piazza di fronte alla Gare Saint-Lazare. Emigranti in Francia, in Svizzera, in Belgio, nelle Americhe, dappertutto. Quelli che potevano rimanere, rimanevano, ma non nuotavano nell'abbondanza. Nella foto un gruppo di abitanti di Sivigliano ripresi in piazza in un giorno di festa. I loro vestiti non sono di lusso. Nei vestiti dei giorni feriali, poi, i rattoppi non si contavano. Le famiglie erano patriarcali. Capo indiscusso era il nonno. Poi c'erano i figli sposati e i loro bambini, spesso numerosi. Erano dunque grandi famiglie. D'altra parte occorrevano braccia per il lavoro dei campi. E benché non ci fossero tante esigenze e talvolta si dormisse in più d'uno nello stesso letto, anche le case dovevano essere grandi. A proposito di case contadine, eccone alcuni esemplari d'epoca a Sivigliano E a Flambruzzo. Ed ecco la lunga costruzione a Flambruzzo, chiamata il Polador, oppure l'amministrazione. Qui abitava l'amministratore dei beni del conte Codroico. Qui i mezzadri portavano raccolto, frutto delle loro fatiche sui campi del padrone. Lo pesavano e dovevano dividerlo a metà con lui. Gli abitanti dei nostri paesi erano dunque in prevalenza contadini. Erano la gente dei campi, cioè legata alla terra per la vita e per la morte. Viveva al ritmo delle stagioni. D'inverno la campagna si addormenta in un lungo letargo e il contadino è ai ferri. Si laborucchia al chiuso, si fabbricano scope di un certo tipo, si aggiustano attrezzi, si preparano zoccoli e giocattoli per i figli. La stalla era l'unico ambiente tiepido. Qui ci si trovava con i parenti e i vicini e si perdevano ore a parlare, a raccontare di quanto accadeva,
dei tempi e delle storie di una volta, di fiabe, di streghe e di spiriti. E mentre gli uomini giocavano a carte, le donne rammendavano o facevano la calza. Non erano stalle moderne, ma in fondo non ci si stava male. 30 novembre, Sant'Andrea. E il proverbio friulano diceva: A Sant'Andrea il turcì sulla brea. era ora dunque di ammazzare il maiale che si aveva allevato con tanta cura. Era un capitale di carne per tutta la famiglia. Quel giorno era giorno di abbondanza e di festa, e l'uccisione del maiale un rito. I ragazzi aspettavano con ansia l'inverno, con la neve e il ghiaccio. Questo moltiplicava il piacere del gioco. Gare a chi scivolava con più destrezza, gare con rudimentali slitte, gare a palle di neve. Certo, la neve non scocciava come oggi. Oggi tutti devono continuare a muoversi per giungere sul posto del lavoro. A quei tempi no. Il contadino faceva ferie insieme alla natura. La gente era abituata alla fatica fin da giovanissima, a passon curiosis e quidindis. Sapeva però anche stare allegra e si divertiva con poca spesa e con grande soddisfazione. Nella foto si vede il campo di bocce a Sivigliano, ricavato da una striscia di terra in mezzo a due file di gelsi, muranas. Questa è una bella veduta invernale della strada che da Livignano porta a Sivigliano, più stretta di quella attuale. Si nota bene la chiesetta appollaiata sul fondo. A primavera capitava sovente che i fiumi, colmi d'acqua, tracimassero, allagando anche il paese. La foto ci mostra Sivigliano, con l'acqua alta per la fuoriuscita del fiume Taglio. La strada è diventata un canale ed è un problema, ma non per i ragazzi. Tutti battezzati, quasi tutti praticanti. L'andare alla messa della domenica non era solo questione di fede, ma anche occasione per far festa. Se no non hai fieste, se no non dovete cambiarsi. Si diceva. Chiesa parrocchiale è sempre stata quella di Flambruzzo. Le feste erano sempre numerose e ce n'erano di tutti i tipi, feste grandi, medie e mezze feste. Le feste grandi erano veramente una festa, venivano preparate con grande cura e poi vissute con serenità, solennità e con molta gioia. In queste foto stiamo vedendo la festa per la prima messa di Don Lucillo Merez. Una pratica religiosa ormai caduta in disuso, ma che bene si accordava con le genti dei campi, erano le rogazioni. Le rogazioni erano delle preghiere solenni che venivano rivolte a Dio perché benedicesse i lavori dei contadini e mandasse un buon raccolto. Queste preghiere venivano fatte all'aperto durante una processione in mezzo alla campagna. La foto indica un momento della rogazione. La fede però veniva praticata anche fuori dalla chiesa e dalle cerimonie religiose, veniva vissuta. Prima di incominciare la qualsiasi azione si era soliti dire in nome di Dio, e quando si prendeva una decisione non si mancava mai di aggiungere se Dio al volo,
ed anche quando c'era da sopportare una prova ci si dava coraggio dicendo: alzarace che Dio al volo e noce che il diavolo al pensa. Al catechismo i bambini andavano ogni mattina, prima della scuola. Il parroco pensava ai più grandicelli. Per i più piccoli invece c'era una catechista, la signorina Lina Rocco, e qui fotografata con la sua classe. La fede spingeva ad aiutarsi anche fra paesi. Al proposito si può ancora trovare annotato nei registri della forania di Muscletto, era quella un tempo la nostra forania, quanto hanno contribuito anche Flambruzzo e Sivigliano in favore di paesi colpiti dalla grandine, da incendi o da altre pubbliche calamità. Non mancavano neanche a quei tempi i pellegrinaggi a qualche santuario, soprattutto a quello di Castelmonte, Madonna di Monte. Soltanto i mezzi, come si vede, erano diversi e si pernottava presso il santuario facendo ritorno un giorno dopo al proprio paese. La fede si celebra nella propria chiesa. Abbiamo già preso in considerazione altrove la chiesa di Flambruzzo. Occupiamoci ora di quella di Sivigliano, dedicata a San Marco. È stata costruita nel secolo XVI, più di 400 anni fa. Alcuni gradini ci portano dal livello stradale a quello della chiesa. 2 leoni accucciati fanno la guardia dal 1924. Causa del dislivello il cimitero, che un tempo era attorno alla chiesa. Questo uso di seppellire i propri morti attorno alla chiesa era per ricordare a quelli che andavano a messa che i morti non sono scomparsi del tutto, ma continuano a vivere in un altro mondo ed hanno bisogno della preghiera dei vivi che sperano di rivederli un altro giorno. Entriamo. Rimaniamo colpiti dalla francescana semplicità della chiesa, il soffitto caratteristico è dipinto a rombi bianchi e rossi e dalla travatura vista. La luce, spiovendo dal rosone circolare di fondo, crea un ambiente mistico che favorisce la preghiera. La fila dell'acqua santa è come un grembo. Ci ricorda che dall'atto del battesimo siamo nati come cristiani e figli di Dio. Una bella veduta complessiva dell'interno. L'altare semplice e solenne nello stesso tempo, di forme barocche. Le statue ai lati rappresentano, piuttosto male, 2 evangelisti, San Marco e San Giovanni. A proposito del patrono San Marco, troviamo altri dipinti che ce lo rappresentano. Un momentino che cambi. Abbiamo visto l'intervallo. Quando abbiamo un taglio, no? Che mi vedo. Mentre continuiamo ad osservare, facciamo anche un po' curiosi. Chiediamoci ad esempio, ma questa chiesetta è sempre stata così oppure ha subito delle modifiche? Dobbiamo uscire fuori per rendercene conto. Ora la chiesa ci appare come una grande barca col pennone del campanile che naviga nel mare della storia. Subito ci accorgiamo che è formata da una parte più alta e una più bassa, in 2 stili molto differenti. La chiesa del Cinquecento è quella più bassa, con dei graziosi ornamenti in mattone sotto il tetto. La parte più alta è stata aggiunta 2 secoli dopo, nel 1700. Quando però hanno aggiunto la parte alta, hanno modificato anche le finestre della parte più antica, che erano